essere. Anche un veneto tra le vittime del terribile disastro di Genova, un camionista vicentino nativo della Sicilia ma da anni residente nella provincia berica. Intanto il governo conferma di voler revocare la concessione delle autostrade senza aspettare l'inchiesta, ma rischia di pagare un indennizzo record. Il titolo Atlantide Benetton sprofonda in borsa. Aperta un'inchiesta sul tragico incidente avvenuto ieri a Cima d'Olmo, un piper ha toccato e tranciato i cavi dell'alta tensione schiantandosi al suolo, 2 vittime, il pilota e l'amica che era con lui. Dramma nel Veronese, istruttore di paracadutismo precipita al suolo durante un lancio, l'incidente sotto gli occhi della moglie. Tragica escursione nel Vicentino, 28enne trevigiano scivola mentre percorre un sentiero e perde la vita nella terribile caduta. Rintracciato ed espulso 2 volte da Padova nel giro di pochi mesi, un tunisino 40enne è considerato un presunto terrorista. Dedicata a Genova il tragico crollo del ponte, la festa dei fuochi di Ferragosto in Prato della Valle a Padova, il comune apre un conto corrente per raccogliere fondi per la città ligure. Donano il sorriso a chi soffre negli ospedali, loro sono i clown in corsia, siamo andati a conoscerli. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano il disastro di Genova con l'ultimo bollettino che parla di 38 vittime e 15 feriti, è una cifra da poco espressa dal Premier Giuseppe Conte dopo un vertice in prefettura a Genova. È un bilancio ancora provvisorio purtroppo ed è un bilancio che purtroppo riguarda anche il Veneto, non solo l'eco della tragedia che ha colpito il Veneto ma anche una delle vittime che veniva dal Veneto. C'era anche lui nell'inferno di cemento e lamiere di Genova, Vincenzo Licata, 58 anni, autotrasportatore, originario di Grotte nell'Agrigentino da qualche decennio, fine anni 80, aveva eletto Vicenza come sua città adottiva. Con moglie e 2 figli, di 30 e 26 anni, vi si era trasferito e dopo un lavoro come impiegato alle poste dove era molto conosciuto e apprezzato, aveva deciso di intraprendere la via del lavoro in proprio come autotrasportatore. E proprio martedì, il giorno dell'immane tragedia su quel ponte, Ponte Morandi, che collega Ponente e Levante di Genova, c'era anche lui con il suo mezzo per l'ennesimo trasporto. I familiari, sapendo della tratta percorsa dal congiunto quel tragico martedì, hanno provato subito a mettersi in contatto con lui. Purtroppo i tentativi sono risultati vani. Oggi, in via Legione Antonini in città, la moglie e i figli si preparano per dargli l'ultimo saluto. Funerali di Stato che saranno sabato e sarà anche lutto nazionale per le vittime del disastro di Genova. Nel frattempo c'è la polemica feroce, apertissima, il governo contro Autostrade per l'Italia e quindi anche l'attacco ai Benetton, che sono i maggiori azionisti di Autostrade per l'Italia, mentre il titolo Atlantia sprofonda in borsa. Mentre ancora si scava, mentre ancora l'urlo della disperazione riecheggia, c'è una guerra in corso. Governo contro Autostrade, governo contro Atlantia, la holding Benetton che controlla Autostrade per l'Italia. Una guerra dichiarata formalmente ieri dal Premier Conte dopo i primi annunci poche ore dopo il disastro. Abbiamo già anticipato che avvieremo la procedura di revoca della concessione alla società Autostrade, chiameremo quindi la società al di là di quelle che sono le verifiche che verranno fatte in sede penale, quindi lasciamo ovviamente alle autorità responsabili delle investigazioni penali di fare il loro compito, ma noi non possiamo attendere i tempi della giustizia penale, perché non c'è dubbio che per quanto riguarda il sistema e la convenzione in essere con Autostrade, ad Autostrade incombeva l'onere e l'obbligo, il vincolo di curare la manutenzione di questo viadotto. Una revoca che però rischia di far pagare al governo un indennizzo plurimiliardario proprio perché non sostenuta da un'inchiesta giudiziaria aperta dalla Procura di Genova per omicidio colposo plurimo e attentato alla sicurezza dei trasporti, ma appena all'inizio del suo iter per accertare i responsabili. Una guerra di soldi, una guerra finanziaria con effetti già chiari.
Dopo il titolo sospeso nella giornata del disastro si preannuncia un'altra giornata da incubo in borsa per Atlantia. In preapertura a Piazza Affari il titolo perde quasi il 50%, poi non riesce a fare il prezzo e si assesta a meno 20%. Ma Atlantia, la holding dei Benetton, in queste ore bersaglio di critiche feroci sui social, ha una replica pronta e secca. Si deve osservare, scritto nella nota ufficiale, che tale annuncio è stato effettuato in carenza di qualsiasi previa contestazione specifica alla concessionaria e in assenza di accertamenti circa le effettive cause dell'accaduto. Le modalità di tale annuncio possono determinare, continua Atlantia, riflessi per gli azionisti e gli obbligazionisti. In ogni caso, spiega la nota, pur considerando che anche nell'ipotesi di revoca o decadenza della concessione, spetta comunque alla concessionaria il riconoscimento del valore residuo della concessione, dedotte le eventuali penali, se e in quanto applicabili. I vertici del governo però non sembrano arretrare. Non pagheremo nessuna penale, dice Luigi Di Maio. Nel momento in cui, invece di reinvestire i soldi del nostro pedaggio autostradale nella manutenzione, si dividono gli utili, è lì che questi ponti crollano. E siccome per la prima volta c'è un governo in Italia che non ha preso soldi dai Benetton, noi siamo qui a dirvi che analizzeremo i contratti e siamo pronti a revocare le concessioni e a dare multe fino a 150 milioni di euro. Autostrada dal canto suo si dichiara fiducioso di poter dimostrare di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario nell'ambito del contraddittorio previsto dalle regole contrattuali e si dice pronta a ricostruire il ponte entro 5 mesi. La società ha inoltre reso noto i dati che parlano di investimenti sulla sicurezza. Negli ultimi 5 anni gli investimenti in sicurezza, manutenzione e potenziamento, dice Autostrade, sono stati superiori al miliardo di euro all'anno. Le responsabilità mi sembra siano evidenti. Ripeto, una società che fa più di 1 miliardo di euro di utile non fa crollare dei viadotti. 3 miliardi e mezzo dai pedaggi autostradali, e quindi da soldi pagati da cittadini italiani e da lavoratori che hanno percorso questa autostrada. Quindi se la gente ti dà 3 miliardi e mezzo al casello, tu i viadotti devi curare come se fossero figli tuoi. Dopo questa pagina sul crollo di Genova, ovviamente tutte le novità nei prossimi telegiornali, anche con le ripercussioni di questa polemica molto forte tra governo e autostrade per l'Italia. Adesso parliamo di un Ferragosto davvero tragico, quello appena conclusosi nel Veneto, con 4 vittime in 3 distinti incidenti mortali. Il primo è il caso su cui è stata aperta subito una inchiesta del Piper che ha toccato i cavi dell'alta tensione ed è precipitato a Cimadolmo. Si era alzato in volo poco dopo le 18:30 del pomeriggio di Ferragosto per un volo panoramico nella giornata di festa, un'escursione durata pochissimo. Pochi minuti dopo il decollo a Cimadolmo, all'altezza di via Lungo Piave inferiore, il velivolo, un Piper PA-18 degli anni 70, ha urtato i cavi dell'alta tensione e si è schiantato al suolo sul greto del Piave, prendendo fuoco. Nulla da fare per i 2 occupanti, Matteo Passerella, pilota, ed Ornella Pillot, passeggera, entrambi 46 anni e residenti a Villorba. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Treviso e Motta di Livenza, i carabinieri di San Polo di Piave ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei 2 occupanti. Matteo Passerella, una grande passione per il volo ereditata dal padre, pilota anch'egli, era molto esperto ed aveva una perfetta conoscenza del Piper di famiglia che aveva imparato a pilotare fin da ragazzo. Spetterà ora all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che ha aperto un'inchiesta, accertare cause e dinamica della tragedia. Dai primi accertamenti e dalle testimonianze di chi ha assistito all'incidente pare che fatale sia stato l'impatto con i fili dell'alta tensione tranciati dal velivolo. A dare l'allarme sono stati infatti proprio alcuni residenti e gli avventori di un vicino ristorante che hanno assistito allo schianto. All'arrivo dei primi soccorritori, tra i quali il sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri, il cavo tranciato ancora collegato alla rete elettrica oscillava pericolosamente sulla carreggiata facendo scintille. Anche per questo le prime operazioni dei soccorsi, oltre al difficile accesso della zona dove l'aereo è precipitato, non sono state semplici. Anche oggi è previsto a Cimadolmo un sopralluogo dei tecnici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. E proprio mentre questo accadeva a Cimadolmo, negli stessi istanti nel Veronese, un 49enne di Badia Calavena
Corrado Magoga, istruttore esperto di una scuola di paracadutismo di Bosco Mantico. Per un tragico errore, probabilmente in fase di atterraggio, si è schiantato al suolo morendo. Si è schiantato fuori dall'area preposta sbattendo contro un ultraleggero che era regolarmente parcheggiato. Tutta la tragedia si è svolta purtroppo sotto gli occhi della moglie, anche lei paracadutista e infermiera, che è stata la prima a soccorrerlo, ma al momento dell'arrivo dell'ambulanza purtroppo non c'era già più nulla da fare. Era un pilota esperto, dicono gli amici, all'attivo un paracadutista esperto, scusate, aveva all'attivo più di 5.300 lanci all'attivo. E poi la terza tragedia, ancora Ferragosto, una escursione in montagna nel Vicentino e un 28enne che purtroppo perde la vita. Dramma di Ferragosto sull'altopiano di Asiago. A perdere la vita durante un'escursione un 28enne di Santa Lucia di Piave, Enrico Cescon, precipitato dal sentiero che da località Sasso Stefani a Valstagna conduce al Sasso Rosso a Foggia. Il giovane era in compagnia di un'amica quando, non è ancora chiaro cosa sia accaduto, è precipitato in un passaggio impervio esposto sopra ad alcuni salti di roccia. A dare l'allarme è stata proprio la ragazza, che ha faticato e non poco per trovare un punto in cui riuscire a chiamare il 118. Immediata la partenza di una squadra del soccorso alpino di Asiago, ma è stato l'elicottero di Trento, risalendo il versante, a scorgere per primo il corpo del giovane, esanime su una cengia. I sanitari dell'elisoccorso, scesi sul punto della caduta, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'escursionista. Le operazioni del soccorso alpino per recuperare la salma del ragazzo sono terminate solo verso le 21. Sempre ieri pomeriggio il grave incidente in via Molinetto a Refrontolo. Siamo sempre nel Trevigiano. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente dell'auto che vedete in questa foto ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e ribaltandosi. Davvero la peggio è stata una bimba di soli 5 anni, sbalzata all'abitacolo, rimasta ferita. Per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi, ma per precauzione è stata accompagnata dall'elisoccorso del suo 118 all'ospedale di Treviso. In totale 4 le persone rimaste ferite. Oltre alla bimba ci sono la mamma, il papà e il fratello più grande. E adesso un'operazione della polizia di Padova che ha rintracciato ed espulso un tunisino accusato di essere un presunto terrorista, e non era la prima volta. La prima volta gli agenti della polizia lo avevano rintracciato in un bed and breakfast dell'Arcella gestito da una cinese. Era gennaio. L'uomo, un tunisino di 44 anni, non era sfuggito alla loro attenzione. Era infatti un sorvegliato speciale, un potenziale terrorista, da quando nel carcere di Bolzano aveva abbracciato lo jihadismo e nella sua cella erano stati trovati disegni e scritti inquietanti inneggianti all'ISIS. A gennaio il tunisino era stato espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Brindisi. Qui qualcosa non avrebbe funzionato. Mentre la burocrazia completava il suo iter per rispedirlo in patria, lui era riuscito a fuggire. Una fuga durata fino a metà luglio, quando la polizia lo ha rintracciato in un appartamento della Città del Santo. Portato di nuovo a Brindisi, il tunisino alla vigilia di Ferragosto è stato imbarcato da Roma su un aereo per la Tunisia. Torniamo a parlare adesso e lasciamo la cronaca del dibattito che si è aperto nuovamente dopo che il TAR ha bocciato di fatto il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, accogliendo il ricorso di Comune e Città metropolitana. C'è una battaglia in atto da parte dei comitati. Un duro colpo per Mestre e Venezia, una sentenza politica, io definisco allucinante, che si basa sull'eventuale perdita di potere demografico in caso di divisione. Questo non sta scritto in nessun testo di leggi o di normative vigenti. È chiaro che il TAR è sensibile alla politica romana centralista, ma mi aspetto una reazione anche dalla Regione. Noi sicuramente faremo ricorso al Consiglio di Stato. È palpabile la delusione dei promotori del referendum, che tuttavia non hanno alcuna intenzione di arrendersi. L'annuncio del nuovo ricorso al Consiglio di Stato è arrivato a nemmeno 2 ore di distanza dalla decisione del TAR. Se per Marco Sitran dei comitati veneziani si tratta di una sentenza politica, si dice sconvolto e stupefatto dall'esito inatteso il mestrino Stefano Chiaromanni, che chiede al Parlamento di intervenire per modificare la legge del Rio. Gioisce invece Paolo Kuman, presidente dell'unico comitato finora costituitosi per il no. Erano pronti alla campagna elettorale, ma ora non ce ne sarà più bisogno. La separazione avrebbe indebolito sia Mestre che Venezia, sostiene, ma era una risposta sbagliata a questioni legittime che andranno affrontate.
Esulta il deputato PD Nicola Pellicani. Avevo sempre sostenuto l'illegittimità di questa consultazione, ricorda, ora i cittadini non saranno costretti ad andare a votare per la quinta volta sullo stesso tema. Non nasconde invece la sua delusione il vicepresidente veneto Gianluca Forcolin, che ricorda come la Lega fosse schierata da sempre non per la separazione ma perché veneziani e mestrini potessero esprimersi. Ovvio che in questo momento allargare alla 56 del Rio tutta l'area della città metropolitana piuttosto che solo all'alveo di Mestre Venezia diventa assolutamente improponibile. Penso soltanto, anche qualora ci fosse un referendum, cosa potessero dire i cittadini di Gruaro, Cintocao Maggiore piuttosto che Cona rispetto a valutazioni che sono del tutto veneziane. Quindi questo tipo di messaggio e di risposta ovviamente ci mette anche un po' sugli scudi. Adesso le immagini di una protesta di questa mattina andate in scena davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate a Treviso, la cittadella delle istituzioni alla cittadella Appiani a Treviso, con un gruppo del Comitato di Liberazione del Veneto, un gruppo di autodeterminazione veneta che al grido di non paghiamo le tasse allo Stato italiano si è recato, appunto dopo aver fatto gruppo nella zona di Viale della Repubblica, si è recato davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate appunto per protestare contro le tasse da pagare nello Stato italiano. Non è la prima volta che il Comitato si esprime in questo modo. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo di sanità adesso con il caso di qualche giorno fa dei neonati di Brescia infettati in ospedale da un batterio che apre uno squarcio sui rischi nelle strutture ospedaliere. Il primario di microbiologia dell'ospedale Caffonciale di Treviso parla di un rischio contenuto, ma invita a non abbassare la guardia su germi che sono tra l'altro sempre più resistenti. Infezioni contratte in ospedale, il caso di Brescia con un neonato prematuro morto a causa di un batterio che si è rivelato fatale e altri 6 infettati fa innalzare l'attenzione sul fenomeno dei germi tra le pareti di ospedali e case di cura, sempre più resistenti e sempre più temibili, tanto che nelle strutture sanitarie il rispetto dei protocolli per ridurre al minimo il rischio di infezioni è sempre più pressante, tanto più quando si parla di neonati e reparti di patologia neonatale. Questi eventi sono sempre più frequenti perché la capacità di mantenere in vita anche bambini notevolmente compromessi è aumentata, quindi cateteri, quindi altri presidi che facilitano questa infezione. Diciamo che sono situazioni di infezioni che possono accadere in qualsiasi ospedale, anche di alto livello. Questo germe lo conosciamo da molti anni, in patologia neonatale è chiaro che dobbiamo tenere altissima la guardia. Un nemico invisibile e temuto dagli stessi operatori sanitari, chiamati a osservare precise regole a tutela della salute dei pazienti. L'episodio di Brescia suona come campanello d'allarme a livello nazionale, pur non dimenticando che il rischio rispetto a infezioni di questo genere rimane contenuto. Resta basso, teniamo conto che c'è sempre questa problematica che i batteri diventano sempre più resistenti e quindi più resistenti diventano, più facilmente circolano anche in corso di terapia. Nel frattempo parliamo ancora di sanità. La Regione in questi giorni, in queste settimane, ha avviato un'altra serie di controlli, di blitz a sorpresa nelle case di riposo e nelle strutture per disabili. Si tratta del secondo blitz straordinario nelle case di riposo e nelle strutture per disabili delle 9 ULSS del territorio regionale. Controlli a sorpresa voluti dalla Regione per valutare ed accertare i servizi per gli ospiti e lo standard di qualità. In 6 mesi abbiamo controllato una struttura su 5 in Veneto, allargando questa volta anche alle strutture per disabili, quindi sia le comunità di alloggio, quindi le comunità residenziali, sia i centri diurni, quindi quelli semiresidenziali. Gli ispettori regionali si sono presentati in 18 case di riposo per un totale di 2.439 posti letto e in 19 strutture per disabili tra centri diurni e comunità alloggio per un totale di 322 posti. I risultati sono più che soddisfacenti.
Solo in un caso, in provincia di Rovigo, la valutazione è risultata insufficiente. Soddisfatto il governatore del Veneto Luca Zaia, continueremo così perché è un'azione di controllo e di accompagnamento e anche di segnalazione alle autorità competenti di quello che troviamo. Questo è un dato molto positivo e anche confortante, vuol dire che in Veneto insomma anche tutto il sistema sociosanitario è un sistema oggi buono, un sistema che ci dà dei risultati molto positivi, vuol dire insomma che c'è attenzione, vuol dire che c'è attenzione rispetto all'ospite, rispetto ai familiari, rispetto alle esigenze dell'ospite, che sia disabile, che sia anziano, non autosufficiente, ma anche in quella che è la cura dei particolari, quindi percorsi personalizzati, momenti di socializzazione, la cura degli arredi personali, insomma, che fanno sentire l'ospite o il residente come a casa propria. Per i parametri di valutazione è stato tenuto conto dei servizi, l'accoglienza agli ospiti, la pulizia e di comfort degli ambienti, compresi gli arredi, fino all'adeguatezza delle aree esterne e il loro utilizzo. Le criticità più ricorrenti per le 18 case di riposo sono le segnalazioni di limitata areggiatura, punti di umidità, pulizia carente e impossibilità di personalizzare le stanze con i propri oggetti. Positivi invece tutti i parametri relativi al personale e alle cure rese agli ospiti. Tutte le segnalazioni di criticità sono state già comunicate alle ULSS di competenza, che avranno il compito di adottare i necessari provvedimenti e monitorare il ripristino degli standard di qualità prescritti. I controlli ovviamente continueranno, a sorpresa, anche nei prossimi mesi. Ieri la tradizionale festa dei fuochi di Ferragosto in Prato della Valle a Padova, una festa però con lo sguardo a Genova, dedicata a Genova e al tragico crollo del ponte Morandi, con il comune che apre un conto corrente per raccogliere fondi per la città ligure colpita dal disastro. È la notte più lunga dell'estate per la città di Padova. Ferragosto significa fuochi in prato e anche quest'anno migliaia di persone hanno affollato la piazza in attesa di uno spettacolo che si è rivelato magico. Ma il velo di tristezza e di sconcerto che ha colpito tutta l'Italia non poteva essere lontano dalla spensieratezza di questi attimi. Un momento di raccoglimento per le vittime, ma Padova ha scelto di essere vicina a Genova anche in modo concreto e lo ha fatto lanciando un'iniziativa annunciata sul palco dall'assessore alle attività produttive Antonio Bressa. Il pensiero in questi giorni è rivolto a quanto accaduto a Genova, a quel disastro del ponte che è crollato. Vogliamo annunciarvi questa sera come amministrazione comunale di Padova che da domani mattina sarà aperto un conto corrente intestato al comune di Padova, dove raccoglieremo fondi che invieremo ai nostri colleghi dell'amministrazione comunale di Genova perché siano messi a disposizione delle famiglie, delle vittime, degli sfollati, anche per contribuire alla ricostruzione di quella zona. Sul sito Padova.net proprio in queste ore saranno messe a disposizione di tutti le coordinate di un conto corrente, i cui fondi saranno girati all'amministrazione comunale di Genova, perché dopo il pianto inizi la stagione del fare e soprattutto del fare bene. Sempre a Padova per conoscere un'attività davvero speciale, quella di chi dona un sorriso a chi soffre in ospedale. Loro sono i clown in corsia. Ci sono io, c'è la Susanna, la Federica, il Luca, Francesca, Matteo, la Flaminia, la Kiss, Giorgio, la Nessi. Tantissimi, più di 40. Accanto a medici e infermieri ci sono anche loro, clown di corsia, clown dottori, uomini e donne che impiegano una parte del loro tempo per regalare un momento di svago, di sollievo, di distrazione a chi si trova in ospedale. Età diverse, diverse idee, ma una caratteristica che li accomuna in maniera fortissima, il sorriso. Quanto tempo viene qui? E ogni quanto tempo? Circa un anno, una volta alla settimana. E cosa fa con i bambini? Li faccio ridere. Secondo me, se ognuno facesse qualcosa di volontariato nel mondo sarebbe un mondo migliore. Chi avete fatto questa scelta? La scelta è bellissima, proprio viene dal cuore. E tutto quello che si dà, cioè, sembra pochissimo perché si riceve un mondo indietro dopo, proprio per dare un sorriso, proprio per portare un sorriso. E cosa sta ricevendo? Tanto, molto più di quello che do. Sì, sorrisi, soprattutto sorrisi. Può essere pediatria o geriatria, il loro obiettivo è sempre uno, riuscire con delicatezza, dicono, ad accompagnare per un attimo i pazienti in un luogo immaginario diverso da quello che li ospita, un luogo che non sappiamo bene dove si trovi, né è sempre facile arrivarci, non sempre ci riusciamo, confessano, assicurando però che il sorriso di un bambino o di un nonno è una delle cose più belle che ci siano al mondo.
Complimenti a questi ragazzi e a quello che fanno. È davvero tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in rinforzo e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui rilievi. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 19 e 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 27 e 31 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con qualche temporale sui settori alpini di confine, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.